dal maltempo. Situazioni davvero terribili. Disastro, hai visto? Il primo piano è andato. Quanto è arrivata l'acqua? 2,80 m di acqua. Chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari L'ultima volta che aveva visto un tempo simile era il 4 novembre, però del 1966. Devastazione dell'acqua e del fango. L'acqua ha scavato sotto e poi l'edificio in un attimo ha volato giù di frontiera. Non ho mai visto una cosa del genere. Secondo piano, 80 centimetri dentro, distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente. Le persone sono state fatte evacuare, si sono spostate. Buonasera, ben ritrovati in diretta con 20:10. Dunque, sono immagini che ci fanno ancora oggi emozionare, è inevitabile, poi ricorderete, insomma, poi quante cose sono cambiate anche in questo anno, no? Pensate soltanto al posto alluvione, ancora una volta in questa regione dopo il 2010, dopo il 66, è chiaro, dopo altri eventi atmosferici degli ultimi anni, e pensate alle Olimpiadi, pensate alle colline del Prosecco, c'è di che essere orgogliosi, anche solo nel vedere queste immagini, il disastro che ha colpito il nostro territorio e come ci stiamo rialzando, ci siamo rialzati anche nell'arco solo di qualche mese. Pensate a tutte quelle storie di solidarietà che ci hanno commosso, le storie nella storia, insomma. Oggi è il 28 ottobre, quindi comunque in questi giorni, l'abbiamo anche detto, insieme ricorderemo cosa è successo e cosa è stato fatto sino ad adesso. Lo faremo appena sarà pronto con un documentario che sta impegnando la nostra redazione. Immaginate, siamo stati in diretta per almeno 8 giorni, 13 ore al giorno, quindi anche per noi non è facile intercettare tutti i momenti di quei giorni, però lo vogliamo raccontare e farlo insieme a voi come abbiamo fatto un anno fa. Allora, quando il Piave faceva paura, già hanno contestato il titolo ma hanno ragione. Saluto Andrea Favaretto, sindaco di Salgareda, buonasera, ben trovato. Daniele Dallanese, sindaco di Zenzon di Piave, buonasera. Grazie dell'invito. Perché è sbagliato? Perché secondo noi il Piave fa ancora paura, non faceva paura, ahimè. E quindi quel titolo secondo me andrebbe un po' modificato, un po' cambiato. Ma giusto, no? Deve essere una provocazione, siamo qui per discutere di questo, certo. No? Sindaco? Sì, avete visto anche in questi giorni la situazione in altre regioni, quello che è capitato in Sicilia, nel Piemonte o in Liguria, quindi si può ripetere ovviamente. Io personalmente sono comunque di fatto molto fiducioso sul fatto che in questo periodo stiano realizzando delle buone opere e ci porteranno secondo me a delle migliorie, però capite benissimo che il clima sta cambiando e le possibilità che ritorni questo tipo di episodio può capitare, insomma, certo. Può capitare e dobbiamo essere preparati. Lo siamo stati, secondo me, grazie alla Regione, grazie alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, ai volontari, ai comuni stessi e anche ai cittadini, se devo dirla tutta, perché hanno molto collaborato in quella situazione lì. Io ricordo quando ho chiesto
di preparare le auto fuori dai garage, di preparare... O di alzarsi al primo piano, no? Spostarsi al primo piano. Lo hanno fatto senza, diciamo così, partecipando, e anche un ringraziamento che va fatto all'informazione, perché l'informazione sia vostra e sia all'interno del comune, perché noi abbiamo, la prima cosa che abbiamo installato è su Facebook e telefonia, e via avvisare, vigili il continuo, certo, l'arrivo dell'acqua, la situazione com'era, l'informazione è importantissima. Mi ricordo gli evacuati, voi avevate avuto alcune persone, vero? Sì, ricordo in quei giorni là. Sì. Allora, Italo, poi quando hai quella parte lì di video che abbiamo ripescato nei nostri archivi l'anno scorso, ecco, lo vediamo insieme, anche perché non ho ricordato, tra un'ora c'è Ring 21:15 e come avete visto, insomma, sentito oggi nei nostri telegiornali, avremo in studio l'assessore Bottaccini, il direttore interregionale dei Vigili del Fuoco, l'ingegnere Munaro, e al telefono anche Luca Zaia. Poi un collegamento con Longarone, là dove c'è oggi a Redamont la fiera che c'era esattamente l'anno scorso quando subirono danni e fu danneggiata ulteriormente dall'assenza di pubblico e visitatori partecipanti, perché il Veneto era in ginocchio. Dunque anche il governatore Luca Zaia sarà in diretta su Antena 3 tra un'ora a Ring. Vi faccio vedere, non so se avete riconosciuto, qui a Negrisia, ecco, nell'estratto che stiamo preparando per il documentario. Vediamo. Sì, Ferdinando, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Allora ci siamo spostati sull'altra sponda del Piave, da Ponte di Piave siamo ora a Negrisia. Qui, come vedete, è una delle situazioni forse più critiche per quanto riguarda gli argini del Piave. Ecco, Nicola Marcato adesso sta riprendendo l'area golenale che, come vedete, è completamente allagata, con l'acqua che ormai ha raggiunto praticamente il livello della strada arginale. Sul lato opposto, appunto sotto l'argine, vedete l'acqua è passata, ci sono dei fontanazzi aperti lungo tutto l'argine e qui si sta lavorando incessantemente, ci sono i volontari, ci sono gli uomini della protezione civile, ci sono i vigili del fuoco, gli alpini, c'è anche l'esercito, i ragazzi dell'esercito che sono venuti qui a dare una mano, proprio perché la situazione è estremamente delicata, appunto, in questo momento. E questo è un estratto, come avete visto, dalla diretta del giorno 30, la stiamo preparando la scalettatura del nostro Francesco Cerone, immaginate un lavoro titanico. E appunto cosa sono i fontanazzi? Quando c'è l'argine, c'è un buco che si forma all'altezza di questo argine a metà e dal quale filtra l'acqua. Noi ne stavamo parlando anche prima di iniziare la diretta, perché voi li avete visti in quei giorni, ve li ricordate, vi spaventavano? Certo che sì. Io ricordo molto bene che dal 29 di ottobre al 30 anche noi a Zensone avevamo avuto quel tipo di problematica con numerosi fontanazzi e ovviamente subito la protezione civile con i vigili del fuoco e anche da noi è arrivato l'esercito, li abbiamo subito identificati e cercato almeno di metterli in sicurezza. Sono dei ricordi molto intensi che ancora oggi, ne parlavamo prima anche con il sindaco, ritornano, sono molto vivi. C'è un momento in cui si interpreta a pieno il ruolo del sindaco, no? Con decisioni anche pesanti. Sì, diciamo che sono decisioni difficili da prendere velocemente, purtroppo. Qual è stata la più difficile in quei giorni per lei? Diciamo la più difficile è stata quella di scrivere l'ordinanza di evacuazione e di appunto salire ai piani più alti delle abitazioni. Questa per me è stata una decisione difficile, ci vuole, diciamo, sangue freddo, e anche perché si sa che poi si va incontro ad una grande responsabilità. E quindi per me quello è stato un momento molto difficile, lo ricordo come fosse oggi, però per fortuna poi è andata bene, poteva andare molto peggio. Quanti furono gli evacuati? Da noi in area golenale circa 20 famiglie. 20 famiglie? 20 famiglie, sì. Ecco, ha toccato un nodo fondamentale, area golenale. Sì. Su questo c'è un dibattito che va avanti da molti anni, no? Perché poi ci si chiede
come mai non si intervenga, come mai abitino ancora lì, come mai, no? Questo è un tema anche di contrasto. È un tema di contrasto, però prima di tutto la gente è molto affezionata alla loro abitazione, ai loro luoghi, e questo è un ruolo anche importante da rispettare, perché sono nati lì, vivono lì. Io mi ricordo quando alcuni giornalisti venivano all'interno del territorio della Golena e andavano a parlare, faccio un esempio, con Giorgio Moretto, e guardate, ci apriva le porte della casa e ci diceva guardate che meraviglia, la bellezza. In effetti poi queste persone non è che non chiedono molto, perché noi pensiamo alle volte che siano persone che poi cominciano a telefonare o vogliamo una mano, così. Certo che la chiedono, magari se sei un anziano, però si organizzano, vengono via e presidiano comunque il territorio. Cioè sanno che lì può succedere, ovviamente. Diciamo che questa volta c'è stato l'evento straordinario, perché mai fino ad ora, dal 66 adesso, ma si è arrivati al secondo piano completamente, quindi per dire che io all'interno dell'area golenale ho fatto 3 siti per portare tutto il materiale distrutto, e c'è stata una spesa di 48.000 euro, oltre a quello che è arrivato poi di fatto. Perché è stato fatto questo una volta che le acque se ne sono andate? Perché portare tutto quel materiale fuori dalla Golena era impossibile per queste persone. In più c'era tutto un via vai di camion, di mezzi sull'argine del Piave, quindi abbiamo preferito fare dei cumuli all'interno e poi chiamare l'azienda Savno, che è stata grandissima, è venuta via con dei container, caricato il materiale, abbiamo cercato anche di dividerlo, legno con legno, ferro con ferro, e quindi si è risolto anche questo problema. Questo è stato un evento straordinario, veramente straordinario. Però dico anche che questo evento straordinario ha portato alcune persone a abbandonare la casa. Già da adesso io almeno 4-5 famiglie se ne sono andate. E rispetto all'anno scorso? Sì, hanno voluto andare via. Le persone poi, sai, quando diventano le cose ripetitive, certo, così a breve tempo, anche 2 volte all'anno, cioè diventa stancante. E poi non so se avete mai visto una casa all'interno dopo un'alluvione, è un disastro in effetti, di fango, mobili rovinati. Soprattutto l'anno scorso, insomma, per il tipo di impatto che ha avuto, no? Sì, 4-5 famiglie hanno lasciato. E quelle case adesso sono chiuse? Quelle case sono chiuse, sì. Alcune in vendita. Alcuni cercano di vendere, altri le tengono per il periodo estivo comunque. Certo. Però in effetti c'è un'uscita volontaria. Curiosità, hanno lasciato il comune o hanno... No, sono rimasti a Sagareda. Sì. Per lei, sindaco? Sì, anche da noi. In realtà 3 o 4 nuclei familiari si sono spostati, un paio sono rimasti nel comune, altri invece se ne sono proprio andati sostanzialmente dall'area golenale. Concordo con il sindaco quando dice che in realtà non è semplice, io capisco in parte chi abita in area golenale, non è semplice lasciare la propria abitazione sulla quale magari si è anche investito in ristrutturazioni, non è affatto semplice, però purtroppo dobbiamo fare i conti con una realtà che è sempre più difficile, perché in effetti negli ultimi 4-5 anni il Piave si è fatto sentire pesantemente con molta più frequenza rispetto agli anni scorsi. Diciamo che i tempi di ritorno, i cosiddetti tempi di ritorno calcolati su vecchi modelli, non sono più oggi attuabili, attendibili. Sicuramente. Allora, eppure ne parleremo, lo ricordo, anche tra un'ora a Ringa con l'ingegnere Bottacin, assessore regionale alla protezione civile, all'ambiente, insomma, che in quelle ore ha coordinato tutta la macchina dei soccorsi e dell'intervento. Temevano che potesse arrivare a passare con una portata il Piave di 2400 metri cubi al secondo, è arrivato a 2006. E quindi... Sì. Quando a Pederobba hanno visto questo, forse un po' di più, forse un pochino di più. 2,670 forse, sì, però? 2,7 quasi, sì. 2,7 quasi, vero? Sì, sì. E voi immaginate, insomma, per noi non è semplice magari avere un'immagine immediata, però quello è successo. Allora, ci fermiamo pochi istanti e poi ricominciamo da qui, a tra poco.
L'acqua lenta a defluire, poi il fango dappertutto. Da più di una settimana nella golena del Piave si combatte contro un nemico impari e per chi vive qui l'emergenza non è affatto finita. Questa è Salgareda, fatica e sconforto nella voce e nei gesti di chi non sa quanto ci vorrà a rialzarsi. L'unica certezza adesso è che la melma non ha risparmiato nulla. Niente dentro, non abbiamo salvato niente. In cortile si ammassa quel che va gettato via. Tutto sotto tutto, quindi abbiamo buttato via tutto. Da una casa all'altra la devastazione è la stessa. Fango, disperazione, colera, una media di 20 centimetri. Proprio quella zona qua a Ponte di Piave che è un po' bassa di altre zone. Non salvi niente, forse qualcosa di ferro, qualche scarpa, qualcosa, ma quasi niente. Dopo puzza di fango, allora non puoi mettere neanche addosso questi vestiti. Di 50.000 euro sicuro c'è danni, ogni casa. Questo residente affronta l'allagamento per la 4ª volta, ma l'acqua non era mai salita tanto, ci dice. Ha dovuto bucare il solaio per farla scendere. 300 litri di acqua è andata giù. Ha buttato tutto via, perché tutto si gonfia, dopo non puoi usare mai. Mi ha portato via anche il zaino di bambino della scuola, con libri, con tutto. Adesso ho comprato scarpe nuove alla bambino perché niente vestiti. Sì, no, Favaretto ha riconosciuto alcuni suoi concittadini, nome e cognome, conosce benissimo il territorio, però questo mi ha colpito il racconto, che ha dovuto boccare il solaio. Immaginate che appunto l'acqua è arrivata al secondo piano e quindi all'interno si è accumulata tutta l'acqua e per scaricare proprio l'acqua ha dovuto forare il sottotetto, insomma, quindi questo dà l'idea di cosa si è dicevate prima dei lavori, che cosa stanno facendo da un anno a questa parte e poi per arrivare ovviamente al tema della cassa di espansione? Passando già dal ponte di Piave si nota subito che c'è stata una pulizia proprio all'interno del Piave, con l'invio proprio di mezzi di camion in continuazione per asportare questa sabbia, questo fondo del Piave. Addirittura a Salgareda, all'altezza dell'oasi di Chiesa Vecchia, hanno proprio smobilitato 2 isole all'interno del Piave, quindi veramente. E poi c'è una pulizia della parte dell'area verde dove sono alberature secche, alberi caduti, e tutta quella parte viene pulita e riportata via. Tanto che, per dire, noi adesso che avevamo all'interno in via Passo Vecchio, via Gonfo, stanziato 50.000 euro, che abbiamo preso un contributo dalla Regione per asfaltare queste 2 strade, stiamo aspettando che ultimino i lavori per poi ripristinarle correttamente. Certo. Sindaco, il suo territorio? Sì, in realtà noi siamo dei rimpettai, quindi Salgareda ovviamente gli stessi interventi che riguardano poi anche il comune di Zanzone di Piave. Sì, diciamo che fortunatamente la Regione ha avviato questi lavori di pulizia del materiale littoide, si dice, dal fondo, e che possono sicuramente garantire un transito più veloce dell'acqua nei momenti di piena. Però secondo me sono degli interventi, diciamo, poco strutturali, sono, diciamo, post emergenza. Dicevamo prima che sarebbe di ordinaria manutenzione, mettiamola così, no? Chiaro. Bisogna dire il vero, nel senso che in questi ultimi anni, dopo l'alluvione del 2010, si stanno cominciando ad avviare questi interventi, pur sempre importanti, ma comunque secondo me di tipo emergenziale. Io credo si debbano comunque fare degli interventi più importanti. Leggevo i giorni scorsi anche sui giornali la famosa le ipotesi cassa di espansione, la minazione. Esatto, che da tempo in realtà poi tutti gli ingegneri idraulici, su tutti gli ingegneri dal PAOS, che insomma è il più l'ultimo grande intervento dopo Trissino Caldogno, dopo quello che è stato fatto nel 2010. Ecco. Sì. Perché una cosa che poi non abbiamo ricordato, dopo il 2010 sono stati spesi 866 milioni di euro, c'è un piano da 3,2 miliardi, ecco, ideato proprio dall'ingegnere, dal PAOS, ma insomma, noi c'eravamo, in questi anni abbiamo visto 866 milioni sono stati spesi, molti per le casse di espansione, quindi quelli invasi, diciamo, utilizzabili nel momento di maggiore rischio, e 411 milioni invece per il rifacimento, il rafforzamento delle arginature, ricordate soprattutto a Padova, 32 rotture arginali nel 2010.
Oggi è successo, cioè un anno fa è successa una cosa diversa. Ecco, a che punto siamo di questa cassa di espansione? Ma da quello che so io in realtà siamo in fase di eventuale progettazione, esatto. Studio di fattibilità, leggo dai giornali perché noi diciamo nella fase più bassa del Basso Piave non siamo interessati da questi progetti, credo siano in stato di studio, insomma di progettazione, ma credo che siano interventi, almeno dal mio punto di vista, interventi necessari. Questi sono quelli che potrebbero concretamente e seriamente mettere un po' più al sicuro i comuni del Basso Piave, che siamo sostanzialmente noi. Sindaco? Beh, non siamo solo noi, perché se pensate... Sì, no, la provincia di Treviso, ecco, poi c'è la provincia di Venezia. Anche a San Donato, dopo quello che è successo, no? Sì, c'è un territorio vastissimo. E ovviamente c'è sinistra Piave e destra Piave, perché purtroppo ovviamente, quando capitano queste cose non sappiamo dov'è l'esondazione, non sappiamo dove ci potrebbe essere l'eventuale rottura, quindi noi abbiamo chiesto anche in molti incontri che abbiamo fatto quale tempistica avevamo sul caso di sapere dove rompe o dove esonda, e nessuno è in grado di dirti 24 ore prima dove accade questo. Ora si immagini spostare una popolazione non so, di Sagareda a Ponte Piave, insomma, in meno di 24 ore è impossibile. Noi abbiamo tutti i nostri piani di intervento. Devo dirla, siamo anche esperti, se vogliamo, noi la nostra parte riusciamo a farla tranquillamente. Io non prendo paura, si apre il COC, si va avanti, si danno informazioni, si interviene, il coordinamento comunale, il centro operativo di emergenza comunale che quasi sempre si apre quando ci sono delle calamità. Insomma, io quest'anno l'ho aperto anche il 2 agosto quando c'è stata la tromba d'aria. Vabbè, ma per dire che sappiamo come muoverci, qual è il nostro sito dove dobbiamo portare la gente, cosa dobbiamo fare. Noi quest'anno abbiamo, quando dicevo prima la collaborazione delle persone, noi abbiamo avuto, tanto per dire, la fabbrica 3B che ha chiuso l'azienda da mezzogiorno alle 6 di sera, perché abbiamo chiesto che gli operai potessero andare a casa e aiutare eventualmente le persone, perché quel giorno io ormai credevo che l'acqua uscisse. Mi trovavo proprio sulla curva che porta a Romanzioli, insieme a Brugnaro, insieme al sindaco di Noventa di Piave. Dopo la chiusura dell'outlet di Noventa, notizia che danno in diretta. E abbiamo chiuso l'argine del Piave, cioè queste sono decisioni che bisogna prendere in modo tale da avere la via principale di Sagareda come via di fuga, cioè ci sono delle scelte da fare. Ripeto anche una cosa, la grande collaborazione fra sindaci sull'informazione e su tutto il resto. A quel tempo a Ponte Piave c'era il commissario Signoriello e ci trovavamo lì spessissimo i sindaci a coordinare il lavoro. Per carità, noi non siamo stati assolutamente, eravamo presenti, ma il grande lavoro della protezione civile, dei tecnici, della regione, però si passano giornate veramente importanti, si chiudono le scuole, è un'altra cosa che sembra una banalità. Io ho ricevuto, per dire, una protesta perché ho fatto chiudere i cimiteri, si immagini lei, ma io ho i cimiteri. Anche la caccia sospesa in montagna fu una polemica, però noi diamo la notizia in diretta proprio dell'outlet, ricevuta pensi da un nostro telespettatore che stava seguendo e non sapevamo, è una cosa anche quella mica da poco, no? Perché vuol dire che diventava grave il piazzale, per esempio, di un cimitero serve per portare la protezione civile, per avere cioè che deve essere utilizzato come area logistica di accoglienza. Forse non avevano capito cosa stava succedendo, questo sì. Ecco, volevo dire, forse siamo verso la chiusura, ma poi quando si parla di Piave, di alvei, eccetera, eccetera, una delle polemiche classiche, no, è la tutela degli alberi che magari possono essere all'interno dello stesso alveo, della nidificazione, si dice, di alcuni uccelli, proprio magari in quell'area. E quindi i comitati, chi protesta, è passata la consapevolezza che questo tipo di intervento invece va fatto o no? Io non credo ancora, no, francamente non credo. So che quello che sto per dire probabilmente darà fastidio a qualcuno, perché insomma lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, in riferimento anche al progetto delle casse di espansione delle Grave di Ciano. Però essendo molto pragmatici e pratici, direi che la priorità comunque c'era sempre la sicurezza dell'uomo, delle persone.
Detto questo, comunque nessuno di noi è scellerato da non capire l'importanza del verde e dell'ambiente. Noi tutti, io per primo, nel mio piccolo comune, ogni anno mettiamo a dimora tantissimi alberi e quindi reimpiantiamo tante specie arboree. Però attenzione al verde, sì. Sicuramente, non c'è dubbio su questo, però secondo me bisogna fare trovare un giusto equilibrio tra la sicurezza dell'uomo e l'ambiente. Questo non vuol dire disboscare senza nessun metodo, però francamente se dovessi scegliere tra la sicurezza degli uomini e dover obbligatoriamente abbattere qualche albero, francamente mi sentirei di dire che ha priorità l'uomo. Beh, io vivo un territorio vitivinicolo molto importante. Per esempio, una delle grandi proteste che si sente verso la gente è quella dell'utilizzo del territorio all'interno della Golena, per esempio per la viticoltura. Ora, io questo non credo sia così importante, però bisogna comunque fare per esempio una struttura vitivinicola particolare all'interno del Piave, in modo che i tronchi non fermino questo tipo di transito. Ecco, questo fa. Però se pensiamo bene, adesso a Sagareda abbiamo anche noi un bel gruppo di persone che vi abitano dentro, però ci sono territori, se pensate bene, Maserata, Ponte di Piave, che vivono all'interno della Golena, dove ci sono un sacco di abitazioni, di strutture anche più grandi. molto più grandi, certo. Anche abitazioni e persone che ci vivono. È difficile, come dire, cambiare il mondo all'interno del nostro Piave, non credo sia così semplice. Io spero che eventualmente questa soluzione delle casse di espansione, delle pulizie, il rafforzamento degli argini, alla fine insomma ci dia una mano. Ecco, io sono anche una persona tutto sommato fiduciosa, credo che non capiterà mica sempre. Però visto che diventano un po' più frequenti, insomma, ecco, fa là. Un'altra cosa però c'è da dire, non è morto nessuno si è fatto male, questo è una grande qualità una grande qualità di questo intervento. Questo vuol dire che diciamo, i politici e i tecnici sono cresciuti molto dal punto di vista della prevenzione, arrivano in tempo, c'è molta organizzazione e questo va a vantaggio dei cittadini. Bisogna dire anche una cosa, che anche i modelli previsionali, i modelli meteo previsionali sono sempre più precisi, tant'è che l'anno scorso ARPAV in prima battuta e successivamente poi la struttura regionale di protezione civile in realtà ci aveva convocati in un centro operativo intercomunale a Ponte di Piave già 2 giorni prima, quindi in realtà quello che avevano previsto poi è accaduto realmente. E quindi ben venga, insomma, questi modelli matematici. Qui sia Zaia che l'assessore Bottacino, cui era stata affidata appunto la macchina dell'emergenza in quei giorni, ricordano sempre come, avendo convocato un'unità di crisi la domenica, perché 28 ottobre era una domenica l'anno scorso, avendo convocato dopo l'incendio di Taibò, ricorderete forse anche le straordinarie in quei giorni quando abbiamo seguito quell'incendio impressionante, poi convocano un'unità di crisi per la domenica, quindi qualcuno storceva il naso e diceva siamo sicuri che sia così tanto preoccupante, e insomma alla fin fine anche perché avevano ragione loro. Certo che sì, anche perché in realtà da noi qui in pianura non ha piovuto sostanzialmente, e quindi per chi diciamo, non è del settore, per così dire, era difficile da capire questa convocazione d'urgenza, no? Qui non avevamo percepito che stava per arrivare la tempesta Vaia, e quindi la gente in realtà non ci ha, come dire, creduto subito, diceva che appunto erano delle previsioni sbagliate, i modelli si sbagliavano. Ahimè, in effetti poi era... Allora, grazie davvero Daniele Dalanese e a Andrea Favaretto, grazie sindaci per essere stati con noi. Dunque, ci rivediamo tra mezz'ora perché c'è anche Ring e appunto di questo parliamo insieme a voi, anche con gli sms da casa. Ricordiamo quello che è avvenuto un anno fa, ci sarà anche un collegamento con Longarone e in diretta il governatore Luca Zaia insieme all'assessore regionale Bottacin, all'ingegner Loris Munaro, direttore interregionale dei Vigili del Fuoco. Grazie, tra poco.